Amici bellini, ci avviciniamo a grandi falcate alla partita con la Roma, anzi invece delle falcate direi galoppate, perché si parla di rebranding, si vuole far tornare il cavallo, il corsiere, ma cominciamo. Allora, amici miei, Raf Stan, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. È notte, quindi piano piano, lasciate i like silenziosi, si clicca e non succede niente a nessuno, ma gira il brand azzurro fluido, se vogliamo chiamarlo così. E questo è un video particolare perché adesso parliamo anche di osi, perché il Napoli deve osare, perché c'è la rassegna stampa. Io con un Ambrabam tattico già mi posso preparare. Progetto Kim era ieri, quindi la togliamo e mettiamo già, perché grazie all'amico Joe TV io ho la rassegna stampa in anteprima. A me mi arriva prima di notte e mi arriva prima almeno la prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania. A me piaceva tantissimo comprare il Corriere quando ero in vacanza, specialmente quando ero in vacanza, per vedere se era successo qualcosa di calciomercato. Non avevamo i cellulari e adesso si devono inventare qualcosa e si parla almeno di uno Osimhen velocissimo, scatti da 35 km all'ora per lo scudetto, e si sottolinea anche come abbia fatto 10 gol nelle 9 partite dalla Roma alla Roma, perché è asimmetrico e quindi in 9 partite riaffrontiamo la Roma. Ma andiamo con calma perché ci sta anche l'inserto, e io ringrazio sempre Joe TV. Quando si parla di rebranding è un argomento delicato, è un argomento che divide, e ieri in pratica ho cominciato a ricevere tanti e tanti commenti, anzi messaggi privati su Instagram: Vale, vatti a vedere questo video, Vale, non so se te l'hanno già mandato, lo so che è lungo ma merita, eccetera eccetera. Io vi lascio anche il link in descrizione del video in questione, dove questa azienda, sono dei ragazzi anche abbastanza giovani, bravissimi, motivati, preparati, tecnicamente impeccabili, che fanno per gioco il rebranding del logo del Napoli. E quando parli del logo non è solamente il logo, ma è tutto un concept che devi riorganizzare, e quindi hanno fatto tipo un sondaggio: quale vi piacerebbe che rifacessimo di tutti i loghi della Serie A? È uscito il Napoli, e loro è bello perché l'hanno fatto tipo documentario, e si sono, prima di, insomma, invece di cambiare semplicemente il logo, hanno pensato: noi dobbiamo andare a Napoli perché il logo poi deve rappresentare anche una serie di aspetti culturali, non si può fare semplicemente una stilizzazione del logo e basta, non basta così, serve un concept, serve farlo bene, e devo dire che è presentato proprio bene ed è emozionante. Ve l'avete visto in copertina, adesso ve lo continuo a far vedere. La pagina ovviamente principale, se la volete vedere, è proprio così ed è bellissimo secondo me. È chiaro che voi mi potete far sapere nei commenti quando si rompe con la tradizione. È sempre complicato, però ci sono dei motivi dietro questo logo. Noi pensiamo che il logo del Napoli, che lo vedete qui in basso, qua, prima di tutto c'ha un problema di non modernità, perché ha tutti questi rilievi, c'ha una specie di riflesso di luce su una sfumatura d'azzurro, si va in gradiente, come si dice, insomma, i loghi moderni sono a tinta unita, devono funzionare in bianco, devono funzionare in nero, deve essere un colore unico, devono essere piatti, non devono essere con rilievi particolari, non ci devono essere le ombre, la prospettiva. Un po' come quello della Serie A, non deve essere come quello della Serie A, per farci capire, perché tutto il mondo va in quella direzione. E su questo dobbiamo dire la verità, che può piacere o no, ma la Juventus è stata avanti nel concept del logo, e infatti funziona. E sti ragazzi hanno pensato a questa nuova N, perché non volevano perdere la N napoleonica, che è proprio della tradizione. Il Napoli è proprio proprietaria di questa N napoleonica, e poi serve l'equilibrio nel logo, vedete. La cosa che mi fa più impazzire è che voi mi avete scritto e mi avete incalzato su questo video
per un argomento che a me sta tantissimo a cuore, che è l'argomento della grafica, l'argomento dei colori e l'argomento della tradizione. Io, lo sapete, mi lamento sempre per questo eccessivo rosso, e i ragazzi che non sono tifosi del Napoli, che non sono stati commissionati da nessuno, dice la palette colori segue chiaramente il colore del mare e del cielo, intoccabili per la cultura e la storia di questo club, e non c'è dubbio, e già qui mi trovano d'accordo, io mi alzo, standing ovation e così. Ma andiamo nel dettaglio, perché ci spiegano come si arriva a questa N, e quindi loro richiamano un pochino il golfo di Napoli, lo vedete, no? Stilizzato con quelle due curve. Poi in negativo, adesso che l'avete visto non potete più non vederlo, c'è stilizzato il corsiero del sole, quindi il ritorno al cavallo che era il simbolo originale. Ne parlò pure De Laurentiis, e quindi si potrebbe pensare di fare una cosa del genere e quindi abbandonare il ciuccio, ma può anche rappresentare un ciuccio per chi fosse affezionato al ciucciariero del Napoli. E poi la chicca è che sotto sul mare, sulle onde del mare, quella è una prua di una barca, quindi il popolo partenopeo che deve essere presente nel logo. Quindi questo come concetto è veramente straordinario. Poi sono andati oltre e hanno abbozzato anche delle maglie che onestamente fa piacere vedere anche in questi concept l'azzurro predominante, la lete in bianco. Poi può piacere o no, ragazzi, a me il concetto che mi fa piacere, guardate com'è bella questa eventuale terza maglia blu mare con questi riflessi più chiari che sono la spuma del mare. Insomma, mi piace proprio quello che hanno fatto i ragazzi, meritano secondo me di diventare di avere lavori e di diventare importanti. Il Napoli ci potrebbe pensare, potrebbe anche non chiamare loro e farlo fare da qualcun altro di cui loro si fidano di più, però mica male, devo dire mica male, e probabilmente siamo arrivati anche al momento in cui serve. Vedete la lete come più piccolina, forse un po' troppo in basso per i miei gusti, potrebbe stare un po' più su all'altezza dei pettorali e non sotto ai pettorali, ma questi sono dettagli. E poi c'è il concept di una City Street, una maglietta da utilizzare non per forza sui campi di calcio, infatti vede non prevede lo sponsor centrale, che è bellissimo perché poi in rilievo ci sono tutti dei murales che richiamano la città, c'è San Gennaro, e se voi vedete nello specifico, adesso la ingrandisco tantissimo per farvi vedete che c'è un po' di rosso, però è fatto bene perché non è invasivo, e questo rosso sono delle gocce che rappresentano anche il sangue di San Gennaro, il rosso rappresenta anche i cornetti portafortuna. E insomma ragazzi, la scritta 1926 che richiama un pochino i font dei tifosi, degli ultra, i murales, insomma veramente un lavoro fatto bene. Voi mi potete far sapere, mi faceva piacere sottolineare il lavoro di questi ragazzi perché è bello, perché mi ha sempre affascinato, perché voi l'avete visto sulla mia pelle, io passando da Caffè Napoli 1926 che aveva un senso. Voi vedete anche la tazza lì, no, non la vedete da così perché se faccio con una brabam tattico Kvicak Kvaratskhelia, vedete quella tazza lì, che poi è anche questa tazza qui perché si poteva fare anche in bianco, e aveva tutto un senso il mio logo, il mio brand, perché io utilizzavo, ve lo ricordate, i più vecchi se lo ricorderanno, utilizzavo gli occhiali come copertura per la partita, per fare le reaction, perché non potevo postare la partita, quindi gli occhiali di vari colori erano gli occhiali del bel gioco, Angela se lo ricorda benissimo, gli occhiali del bel gioco, gli occhiali del calcio speculativo quando all'epoca di Sarri, e quindi cercando di mantenere una N che somigliasse alla N borbonica ma un po' più fluida, un po' più morbida, e quindi questo era il concetto mio. Ovviamente all'epoca era il Caffè Napoli, quindi io mi ero anche inventato il caffè con il pallone dentro che pure funzionava, e questo è Messico 86. E poi però quando arriva l'esigenza di cambiare nome, di essere azzurro fluido, mi sono fatto aiutare da dei professionisti, ho parlato con l'ottimo Salvatore Falanga, ho parlato con Umberto Livello, e insomma quello che poi ne è uscito è qualcosa secondo me di straordinario, perché voi vedete nella A c'è il Vesuvio, la scritta fluida è morbida perché è fluida, e poi il Vesuvio stilizzato non è altro che una A di azzurro e poi una F di azzurro fluido, quindi veramente una roba straordinaria di cui io sono orgogliosissimo, ma solo con i professionisti si fa, devi solo affidarti, devi descrivere un tuo concept e poi devi anche lasciare andare e lasciar lavorare chi lo fa di professione. Guardate che bellezza queste. E poi ci sono le varie possibilità, perché poi la A in questo caso era stilizzata normale, vedete le varie possibilità, e deve funzionare in bianco, deve funzionare in nero, deve funzionare così, guardate la A come
come imperava, però non volevo utilizzarla troppo. È bellissima questa cosa del Vesuvio, era bellissima, ma non volevo utilizzare troppo la A perché era un po' troppo Serie A e non volevo dare un vantaggio alla Serie A perché la Serie A non se lo merita. Poi vedete anche in piccolo là il fluido che richiamava pure gli occhiali. Insomma, è un argomento che a me appassiona tantissimo. Non sono un grafico, non so disegnare e ho i miei limiti, però ci tengo, l'occhio vuole la sua parte e mi fa piacere che in un progetto fatto per gioco, loro detengono tutti i diritti ovviamente del logo che vi ho fatto vedere, e quindi se si volesse adottare, se il Napoli volesse adottarlo poi li deve contattare e farlo. Però mi fa piacere che loro nel gioco che hanno fatto la Lete finisce in bianco. Se il rosso, se lo vogliamo mettere, si può mettere, ma in maniera molto discreta, e quindi un ottimo lavoro. Mi sono arrivate tantissime richieste di commentare questo lavoro dei Modi, e quindi vi lascio tutti, meritano i ragazzi che guardate il video perché l'hanno fatto in stile documentario di Netflix. Veramente una bella storia e fa bene vedere che si va a Napoli per vivere la città, per poi capire dove andare a lavorare, per rispettare la tradizione, per innovare, ma mantenere comunque un filo rosso si dice, no? Il filo rosso, un filo azzurro che lega alla tradizione. È bello. Pensate un pochino che cosa meravigliosa potrebbe, perché poi questa maglietta qua di quest'anno che io non ho comprato, ma mi riservo la possibilità di comprarla se dovessero andare bene le cose. Va bene, rimaniamo con lui. Poi però se si dovesse fare il miracolone e vincere quest'anno, la maglietta dell'anno prossimo è lì che io accetto che ci sia un pochino di rosso, il rosso dello scudetto, ma questi sono altri discorsi. Pensa della Laurentiis quante magliette vendi. Ecco, potresti giocarti il discorso del rebranding, che è molto pericoloso perché ci sarà una fetta, quasi il 50% che non ammette. È difficile lasciare andare un logo a cui ti sei affezionato e che ti sei abituato. Però se vinci lo scudetto ti puoi permettere questo e altro, perché fai un logo nuovo che ti piace, la maglietta con tutte le macchie rosse di pomodoro, se la comprano tutti perché sarà la maglia dello scudetto da New York. Valerio Fluido è tutto. Domani ovviamente spero e credo ci sarà conferenza stampa, quindi sapremo. Kvicia ha recuperato completamente, quindi sarà tra i titolari. Si parla di un Elmas che si sta giocando un posto da titolare, chissà se al posto di Zielinski o addirittura direttamente a destra al posto di uno di Politano e Lozano. Il solito dubbio Olivera al posto di Mario Rui, e il resto dovrebbe essere le cose che già sappiamo. Non crediamo che Gollini farà il suo esordio così, però la partita sta per arrivare e noi ce la dobbiamo affrontare con calma, come abbiamo fatto le altre partite, senza problemi. Se vi piace il logo fatemi sapere. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.